tutti i nostri operatori saranno in strada e tra l'altro nei comuni a cui abbiamo dato supporto durante l'anno scorso ci sarà ricambiato con la presenza di agenti sia di Jesolo che di Caorle che di altre realtà. Forze di polizia anche da altri comuni in supporto a quelle veneziane per un carnevale all'insegna dei controlli e della sicurezza. Quest'anno a maggior ragione, dal momento che i festeggiamenti andranno ben oltre Venezia città, in primis a Mestre, dove per la prima volta sfileranno i carri mascherati che toccheranno una delle zone più critiche dal punto di vista della criminalità, Via Piave. Quest'anno, pur non avendo quegli eventi tipo i voli dell'Angelo che richiamavano molte folle, ci impone anche un controllo del territorio maggiore perché non essendoci dei poli di attrazione specifica la gente andrà un po' di qua, un po' di là e quindi dovremmo esserci. Tra l'altro quest'anno avremo più sfilate di carri, quindi anche un lavoro da questo punto di vista maggiormente impegnativo. Riservo su quelle che saranno le zone maggiormente attenzionate. Le misure di sicurezza vengono prese ma ovviamente non vanno comunicate per non svuotare di significato. Certamente ci saranno prese come le prendevamo prima del Covid, tutta una serie di blocchi stradali, di situazioni che garantiscono la sicurezza dei partecipanti.